Appassionati di futsal, buon pomeriggio ad Antonio Iozzo. Questo è il Palalavinium, questa è Fortitudo Pomezia, Feldi Eboli, sfida valida per il 24esimo turno della Serie A quinto. E adesso recupera la Feldi, attenzione a chi, giocata a destro, palla fuori di poco. Intanto ripartenza Fortitudo con Michelangelo calcia, Dalcin mette in corner, rivediamo l'accelerazione e poi il mancino del numero 14, pronto il 30 per questo fallo laterale. Lara al volo, palla fuori di poco, bel tentativo del 27. Lancia a cercare Tiaghigno, pallone che passa, Tiaghigno incrocia, Dalcin attento, dice di no con un grande riflesso. Rivediamo il lancio, tocco per Tiaghigno che può puntare 1 contro 1, Tiaghigno, mancino, contenuto, poi la girata di Dudu. Rivediamo tutto, Dudu ha cercato il grande gol, pronto il 10, deve fischiare il direttore di gara, anzi no, tutto buono, tutto buono, tutto buono. Protesta la Feldi, qualche dubbio onestamente. Buono il gol di Matteus, tocco e scambio con Lemos, poi il mancino, la risposta di Moliterno che poi si lamenta con i compagni. Rivediamo lo scambio e poi il mancino velenoso. Attenzione Calderoli davanti a Moliterno, cucchiaio. Non c'è nulla secondo il direttore di gara, c'è la ripartenza con la giocata di Pizzaru, la parata di Dalcin. Adesso Lara può puntare sulla sinistra, Lara, il tentativo verso la porta, ci arriva Dalcin con il piede, cerca Dudu centralmente, lo trova, Dudu ragiona, poi punta, va col destro, la mano di Dalcin che si distende ed evita il 2-0. Ghi va sul mancino, calcia, salva in qualche modo Tiaghigno, chance per la Feldi. Rivediamo Ghi che questa volta è andato sul mancino, la porta suolata Matteus con l'esterno, Michelangelo, pallone per Lara, molto interessante, Lara, Dalcin su una splendida azione della Fortitudo ha messo una pezza Dalcin, lancio lungo per Matteus, in mezzo Ghi, suonata, conclusione, super parata di Moliterno che si oppone così a Selusio, l'aveva costruita alla grande la Feldi. Ghi, anticipo, giocata, apertura e Ciavarria, il pallone passa, poi Michelangelo spazza via. Allora Dalcin, lungo anche lui per Felipigno, controllo, Felipigno in mezzo, Braga suolata, fischia il direttore di gara, giallo per Lara che era già ammonito, cartellino rosso. Avanza Dalcin, Echavarria, Calderolli, Echavarria, Felipigno, Matteus in mezzo, arriva il pareggio della Feldi con il tocco decisivo di Echavarria. La Feldi sfrutta la superiorità numerica e ristabilisce la parità 1-1 al Palalavinium. Selusio, controllo di Ghi con il petto, poi il mancino, Moliterno attento, Lusnig difende il pallone, duello con Caponigro, gran pallone per Dudu, Dalcin si oppone, Calderolli scucchiaia e Ciavarria, bellissima conclusione, alta di poco, la rivediamo, Michelangelo salva sulla linea Lavrendi, che chance. Matteus di prima, bene per Selusio che può puntare, Selusio calcia, palo incredibile, Tiaghigno mette in difficoltà Michelangelo, ancora Tiaghigno, un po' di confusione, poi la conclusione di Echavarria, fuori di poco, comincia da Caponigro che va da Calderolli, adesso Echavarria sulla sinistra a puntare, Tiaghigno 1 contro 1, Echavarria va sul mancino, super gol di Echavarria, la ribalta la Feldi, 2-1 a 2:49 dalla fine.
ha fatto tutto da solo e ha fatto tutto alla grande, capovolto il punteggio. E allora la Fortitudo prepara il portiere di movimento a destra per Michelangelo, prepara il destro Michelangelo, mette in mezzo Dudu sul secondo palo, deve solo spingere in rete, paga subito il portiere di movimento dei padroni di casa, 2-2, e torna a respirare il Palalavinium. Il grandissimo lavoro di Michelangelo che ha messo in mezzo Dudu. È già ripartita la Feldi con Calderolli, sterzata, Calderolli, pallone per Mateus, in mezzo ancora Echavarria, si porta a casa il pallone, tripletta e 3-2, Feldi Eboli. Che azione di squadra da parte della formazione di Antonelli. Si fa vedere Michelangelo che riceve, allarga su Dudu, Dudu prepara il destro, la prova, vola dal Cin sulla sirena. Finisce qui al Palalavinium, vince la Feldi Eboli che supera 3-2 la Fortitudo Pomezia grazie alla tripletta di Echavarria.